Giovanni Del Ben è il nostro medico forense, opinionista per quanto riguarda la sanità. Di cosa ci parla questa sera, Giovanni? Allora, qualche giorno fa il servizio di epidemiologia dell'azienda sanitaria ha pubblicato l'aggiornamento del profilo di salute relativo alla provincia di Pordenone. Si tratta di una serie di informazioni importanti che servono a misurare alcune variabili sulle quali ricostruire, pur parzialmente, lo stato sanitario della gente di un territorio, purtroppo però ancora centrato sulla malattia piuttosto che sulla salute vera e propria. Tra gli indicatori abituali vi è il tasso di mortalità. Nel 2015 nella nostra zona sono morte circa 10 persone ogni 1000 abitanti. È una buona media, più bassa di quello dell'Italia, ma quello che è più importante è che negli ultimi 20 anni questo tasso è progressivamente calato, dai 14 per 1000 ai 10 per 1000. Altro elemento importante è che se noi guardiamo la parte dove sono le fasce dove si muore di più, è scontato, ma è giusto che sia così, è quelle dei grandi anziani, ma anche qui con un lieve calo rispetto alle tendenze degli anni scorsi. Andiamo avanti ancora, ed è del tutto, per dire, elemento importante, quello che studia i ricoveri, cioè l'ospedalizzazione. Nel 2015 in provincia di Pordenone, i residenti in provincia di Pordenone hanno fatto circa 39.000 ricoveri. Suddividendo per età vediamo, come era da aspettarsi, che la maggior parte è dei grandi anziani o degli anziani, quindi per dire come fasce d'età normali. Ma quello che è importante è quello che vediamo nella seguente immagine e che ci rappresenta come negli ultimi anni il tasso di ospedalizzazione, cioè il numero di persone per 1000 che si ricoverano, sono in costante e progressiva riduzione. Una parte dipende perché alcune attività di day surgery sono passate in ambulatoriale, ma quello che è importante è che in questi anni è cresciuto molto l'assistenza che viene data agli anziani specialmente sul territorio o sulle strutture residenziali. Allora, se dobbiamo guardare avanti, non vale la pena focalizzarsi tutto sull'ospedale, ma pensiamo al territorio. Grazie a Giovanni Del Ben, medico forense.